Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania Trentino, benvenuto. Buon pomeriggio. Allora, sindaco, oggi l'abbiamo vista stamattina al Massimino a partecipare alla 17ª edizione di Un Gol per la solidarietà. Sono importanti queste manifestazioni, in questo caso contro il bullismo. Assolutamente sì, perché oltre intanto a creare una condivisione in un ambito festoso e pertanto che può essere meglio recepito dai ragazzi, dà anche importanti messaggi ai nostri giovani, perché sul tema del bullismo non bisogna sempre tenere l'attenzione alta, perché molto spesso non ci si rende conto che in questo nuovo fenomeno dei social lo scherzo anche apparentemente innocente rivolto a un soggetto più sensibile, considerando che rimane oramai in rete per tutta la vita, può creare forti lacerazioni, può creare forti sconquassi, e questo inevitabilmente comporta una reazione a catena che poi può permettere anche di assumere dall'innocenza un comportamento più tracotante, più prepotente, fino ad arrivare poi a certi epifenomeni come quello che si è verificato a Monreale l'altro giorno. Quindi bisogna assolutamente stare attenti. Se poi il messaggio lo si riesce a trasmettere in un clima festoso come quello che c'era oggi al Cibili, è chiaro che viene tutto quanto che passa con una maggior quota di sorrisi. Comunque lei non ha giocato stamattina. Io ho fatto un figurone per almeno 6 secondi e mezzo e poi sono uscito dal campo. No, è sempre importante la presenza del sindaco a manifestazioni come questa e anche come quella di Albatros, a cui tiene molto lei, il mare come scuola di vita, e poi anche su imbarcazioni confiscate alla mafia, no? Assolutamente sì, questo è un progetto che abbiamo portato avanti con la Lega Navale, con l'intesa con la Capitaneria di Porto, grazie ad alcuni sponsor. È un progetto che nasce da una idea che ho avuto vedendo un film molti anni fa, che mi piacque tanto, appunto Albatros, Oltre la tempesta. È la storia vera di college inglesi che all'epoca andavano per un anno intero su questi brigantini, su queste navi a vela sull'oceano, facendo scuola. E allora subito la Lega Navale si è premurata di organizzare queste tre barche in cui saliranno alcuni ragazzini un po' più piccoli di una scuola di San Giovanni Galermo e alcuni ragazzi più grandi del Galileo Galilei, che in una formula peer-to-peer insegneranno a quelli più piccoli, facendo secondo metodi didattici tradizionali, faranno lezioni scolastiche a tutti gli effetti, con la differenza che avviene a mare, in un contesto che è fortemente simbolico, innanzitutto perché la barca implica un concetto di coesione, di gruppo, di rispetto delle regole, che è importante in quanto poi, se trasferita all'esterno, ci insegna a essere cittadini migliori. Ti abitua, no? Assolutamente. In più, come vi dico sempre, che la visione dell'orizzonte è quella che mette un pochettino, che rimodula i nostri pensieri e fa capire ai nostri ragazzi che l'orizzonte non si raggiungerà mai, perché dobbiamo essere bravi a spingerci sempre oltre, e in questo senso vale anche per il futuro lavorativo. Ci sono prospettive importanti che si aprono nella nostra città, dobbiamo saperci scommettere. Bene, benissimo. Allora, arriva maggio e ci sono una serie di appuntamenti, il 1° maggio domani, il weekend con il naso all'insù a guardare l'attesa esibizione delle frecce tricolori e anche le chiusure del traffico del lungomare. Sabato, se non vado errato, dalle 14 alle 19:30 e domenica dalle 10 alle 20. Naturalmente sono coinvolti decine di volontari della protezione civile che daranno anche una mano alle forze di polizia per garantire ordine e sicurezza. Anche questo è un appuntamento significativo per Catania, no? Sappiamo quanto siano importanti le nostre frecce tricolori, il nostro orgoglio nazionale, ed è la prima volta che vengono a Catania, grazie a una sponsorizzazione dell'ingegnere Simone Massaro, che ha voluto fortemente questo evento con la nostra collaborazione e quella dell'aeronautica. Quindi ci sarà un momento di festa. Dico anche, per chi avesse difficoltà a venire domenica pomeriggio, che sabato pomeriggio le prove a tutti gli effetti seguiranno lo schema acrobatico della domenica, quindi può essere già un'occasione per vederle in quel momento. Quindi c'è 2 volte, esatto, di fatto, no? Di fatto è così. Quindi sarà un clima anche lì molto festoso, si annuncia una bellissima giornata con lungomare chiuso. Dobbiamo essere più bravi a utilizzare queste opportunità anche per
ricordarci la bellezza del camminare a piedi. Possiamo parcheggiare tranquillamente a distanza, prendere la metropolitana, scendere a Galatea e farci tutta quella strada a piedi, sapendo che c'è un mare meraviglioso che ci accoglie, ci accarezza e ci insegna che camminare a piedi fa bene, oltre che ci fa vedere quei volti, ci fa stringere le mani, insomma ci fa vivere in una condizione di maggior serenità. Sindaco, passiamo alle note dolenti, inevitabile. Si susseguono le aggressioni, mica solo a Catania purtroppo, dappertutto, negli ospedali e al personale del 118. L'ultima in questione l'abbiamo raccontata al telegiornale poco fa al Garibaldi 100. Che cosa succede? Qual è la sua sensazione? Perché i soccorritori il più delle volte diventano bersaglio di violenti o di persone che sono coinvolte in qualche modo per un ferimento oppure perché hanno un problema di salute? Perché purtroppo prevale ancora in alcune, non mi permetto di dire fasce sociali, ma in alcuni soggetti la convinzione che la prepotenza sia lo strumento per ottenere ragione. Si tratta di gente di inadeguato livello culturale, si tratta di gente di infima capacità di discernimento, che pensa che con la violenza si ottiene ogni cosa che si vuole. Talvolta forse ci può essere anche l'esasperazione per il timore che ci possa essere una malattia, ma questo non giustifica assolutamente il passaggio alle vie di fatto. È una cosa che bisogna fermamente condannare e soprattutto che mi auguro venga repressa in modo sempre più rigido, perché altrimenti questi signori penseranno che farsi giustizia da sé sia uno strumento consentito e invece noi non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, perché come spesso diciamo questi signori non rappresentano la nostra Catania. Adesso che facciamo vedere un servizio, puoi immaginare già l'autore del servizio, no? Scherzi a parte, è Tonino De Mana naturalmente. Andiamo a vedere i paradossi dell'isola ecologica di Picanello, perché davanti ai cancelli del centro comunale di raccolta le scaricano lì, davanti ai cancelli, non dentro, perlomeno fino a poco tempo fa, fino a qualche ora fa. Vediamo. Non è possibile che all'esterno delle isole ecologiche ci sono materiali di ogni genere e all'interno delle isole ecologiche le vasche sono vuote. Si sfoga davanti alle nostre telecamere Santo Russo, dipendente Gema, che ogni mattina all'apertura trova montagne di rifiuti, elettrodomestici, divani e persino cassonetti di Dasti e Gema davanti all'isola ecologica di Picanello. Inciviltà, provocazione o cos'altro, carrellati vuoti all'interno del centro comunale di raccolta, marciapiedi pieni all'esterno con la via Galatioto trasformata in una discarica a cielo aperto. È nell'orario di chiusura che gli incivili si scatenano, come conferma Santo Russo. Accade di più la sera, quando noi chiudiamo non c'è niente davanti ai cancelli e poi la sera magari qualche furbetto di turno riesce a fare questo. Basterebbe poco per conferire rifiuti nell'isola ecologica, ma il paradosso potrebbe avere una spiegazione, questa. Il motivo potrebbe essere anche perché quando viene un utente a conferire presso le isole ecologiche noi gli chiediamo a chi intesta la tassa dei rifiuti e molte persone possibilmente non essendo che non sono in regola con la tassa dei rifiuti allora preferiscono non entrare e buttare correttamente i rifiuti all'interno delle isole ecologiche e magari lasciarle ovunque. Facile immaginare quindi che tanti catanesi non sono in regola con la tassa sui rifiuti. Capitolo controlli, inefficaci e poco risolutivi. Eppure, basterebbe spostare la telecamera di qualche metro o orientarla verso l'ingresso per stanare i furbetti e risolvere la questione. Sindaco. Beh, non sono d'accordo con questa conclusione perché puoi tu modificare l'angolazione della telecamera ma non risolvi assolutamente nulla. Perché? Perché noi abbiamo prodotto sanzioni per il 140% in più rispetto al mese scorso. Quando si dice che non ci sono controlli, me l'hanno mandata poco fa qualcuno che ha visto il servizio, non so se riesce a inquadrare la telecamera, questo è un sequestro che è stato fatto ieri di una motoape con tutta una serie di rifiuti ingombranti proprio a ridosso dell'isola ecologica di cui parliamo, quindi non è vero che non ci sono i controlli. Noi effettuiamo quando possibile i sequestri di mezzi in quei casi in cui sono degli abbandoni di rifiuti un po' più ampi per cui si può configurare il reato, allora ci consentono il sequestro. In altri casi, nei momenti in cui noi vediamo con la telecamera uno che lascia qualcosa, e cosa possiamo fare? Facciamo la contravvenzione.
Bene, ma stiamo facendo il 140% in più, quindi non è vero che non reagiamo, però mi piacerebbe che passassimo anche rispetto a questa situazione che obiettivamente è fastidiosa. No, ma, scusi, la interrompo per dire, ma allora come si spiega? Perché lasciano la roba fuori e non dentro? È questa cosa del Probabilmente ha ragione Santorusso, che può dipendere anche dal timore di censimento col quale si scoprirebbe che non si paga la Tari, ma se anche fosse così non è che li possono sequestrare. Comunque si prenderebbero il rifiuto senza che ci sia lo sconto poi nella Tari successiva. Ci sono anche quelli che vengono da fuori Catania, però vorrei anche che noi puntassimo il fatto, e credo che questo bisogna anche registrarlo, noi ci siamo insediati che c'erano 2 isole ecologiche, oggi ce ne sono 5, ne stiamo aprendo una 6ª, quindi noi comunque le opportunità ai cittadini di conferire i rifiuti senza abbandonarli la stiamo dando, e allora è solo un problema di testa, di mentalità. Dove l'aprite la 6ª? La 6ª la via Forcile. Bene. Allora, e dobbiamo intensificare, questo sì, è una cosa su cui sto chiedendo di essere un poco più flessibili, gli orari di apertura, perché dobbiamo consentire a molti cittadini di poter andare oltre le 15:30, che è l'orario in cui invece chiudono. Quindi amplierete anche gli orari? È il nostro obiettivo, sì. Bene, questo è importante. Allora, adesso tocca a voi, 342 74 55 005, preparatevi perché adesso andiamo alla pubblicità, poi toccherà ai vostri messaggi che sono già arrivati a centinaia qua. Il nostro sindaco, altro che influencer, quando solo si dice che influenzato. Come? Influenzato forse. Arriva il sindaco Trentino, siamo invasi. Bene, brevissimo stacco pubblicitario, poi di nuovo l'appuntamento con il sindaco in diretta. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il sindaco di Catania Trentino in diretta, pronto per rispondere alle vostre domande, soprattutto quelle su WhatsApp. Vi suggerisco per favore domande brevi, 342 74 55 005. C'è anche la possibilità di mandare mail, fate ancora in tempo, sicilia24focus@telecolor.it. Dalla regia datemi il via, eccoci qua, buon pomeriggio. I rifiuti ingombranti vengono abbandonati, questo è il tema che affrontavamo un minuto fa, anche perché per il ritiro possono passare anche 2 mesi, dice questa ascoltatrice Liliana Tomasello, è successo a me personalmente. Sì, questo è vero quello che dice la signora Tomasello, e infatti su questo ne abbiamo chiesto che vi sia una maggior prontezza da parte delle ditte che effettuano il servizio di raccolta, anche se mi hanno detto che l'hanno velocizzato rispetto al passato, però mi permetto di dire che nei momenti in cui dovesse esserci un ritardo non è questa la giustificazione per andare a conferire dove si vuole. Peraltro il paradosso è che conferiscono fuori dalla discarica, basterebbe che si affacciassero per dire vi stiamo lasciando queste cose, le mettiamo qui. Sì, quindi, però se c'è la richiesta del documento alla ma non è che li arrestano nel momento in cui non pagano la Tari. Pazienza, non possono avere lo sconto poi sulla Tari, ma lo possono tranquillamente conferire, perché tanto per noi rimane un costo quello di andare poi ad andare a prendere i rifiuti fuori, quindi meglio che lo facciano eventualmente all'interno della discarica. Importantissimo quello che sta dicendo il sindaco, facciamoci caso. Intanto mentre andava in onda, ecco, vedete che succede lì? Siamo all'isola ecologica di Picanello, il nostro servizio è stato efficacissimo, sindaco, stanno già togliendo un po' di ingombranti. Questo è stato stamattina. È successo stamattina? Sì. Lei era al corrente, quindi? Sì, perché mi hanno detto... Il suo amico Tonino De Mana ha colpito ancora, Però con lui, ma è giusto che si facciano queste attività di segnalazione, di denuncia, assolutamente. Devo dire che peraltro anche il tono questa volta è stato moderato, quindi condiviso. Finalmente, pace fatta, lei sappia ma non siamo assolutamente, non c'è stato mai alcuna lite. Noi ci permettiamo di scherzare, anche perché lei sa che i servizi coinvolgono tutti, dal direttore fino all'ultimo dei nostri colleghi, quindi è la nostra linea. Certo, allora, se avessi giocato questa mattina a calcio con la squadra dei giornalisti magari avrei ritardato la mia uscita dal campo per non arrivare qua. Che ruolo ha lei di solito? Ma io gioco in difesa, mi hanno messo in avanti, ma alla fine sostanzialmente non ho mai cominciato perché si è ritardato troppo l'inizio. Come si dice lì davanti, no? Come dicono i cronisti, i miei colleghi cronisti. Allora vediamo altri messaggi del sindaco. Non ritiene che in via Crociferi
il luogo, caro Zeffirelli, e il degrado sia necessario un presidio permanente per non arrossire davanti ai commenti dei turisti. Giuseppe da Gravina. Allora, via Crociferi certamente sta presentando alcuni problemi determinati soprattutto da questi atti di incuria, vandalismo. Parliamo soprattutto dei graffitari, che noi periodicamente puliamo per essere poi di nuovo Però sporcati. lì non c'erano solo i graffiti, mi permetto, c'è anche l'erba che va crescendo. Ma su questo è un problema di pulizia su cui stiamo intervenendo, ma non è che lo risolvi tu con il controllo, con il presidio. Con il presidio tu puoi evitare che succeda qualcosa che non deve accadere, ma in via Crocifera, a parte questa cosa dei graffitari che avviene di notte quando quindi tu non puoi fare un presidio, devo dire che la situazione tutto sommato è assolutamente ok, funziona. Dobbiamo essere un po' più attenti su alcuni che esorbitano rispetto agli spazi concessi. Infatti sono numerosi gli interventi della nostra polizia amministrativa per reprimere i ristoranti, le attività di ristorazione che debordano rispetto a quanto alla superficie che invece le è stata data, ma per il resto, da quando abbiamo chiuso poi Piazza San Francesco, non ci sono più macchine, non ci sono più mezzi. È una situazione, ripeto, sarebbe congeniale se manifestassimo più cura. Adesso stiamo cercando di capire come intervenire appunto su questi graffiti. Ho visto anche mancanze di intonaco in alcuni edifici, ma su questo non possiamo essere noi, ovviamente devono essere i proprietari a ripristinare, anche perché sono quasi tutti proprietà pubbliche, quindi di altre amministrazioni. Facciamo un altro servizio con Tonino De Manna, magari una pulitina. Va bene. Riusciamo a farcela. Molto bene. Andiamo avanti. Salve signor Sindaco, confidenziale. Sono un residente di via Don Gnocchi. Vorrei sapere quando sarà ripristinata la luce di pubblica illuminazione e l'apertura della strada via Galermo. Grazie. Quindi ripristino della luce lì via Don Gnocchi. Allora, guardi, io ogni volta che vengo qua in trasmissione e mi segnalano dei disservizi, io subito mando la sollecitazione, sì. E devo dire che in giornata immediatamente intervengono. Devo capire se via Tognocchi è interessata ancora da quel problema dell'esplosione che c'è stata in via Gualandi, ecco. Che è la ragione per cui ancora non abbiamo potuto riaprire via Galermo, perché ci sono alcuni interventi di manutenzione che non stiamo facendo noi, che non consentono il rifacimento della via Galermo. Così. E c'è lì, in questo momento noi abbiamo il commissario della protezione civile che sta coordinando i lavori anche di Asec Trade. E quindi non siete... Scusi, no, di Asec Trade, di Catania Rete Gas, ho sbagliato. Quindi non siete soltanto voi a essere coinvolti, anzi quasi... No, noi non lo siamo in questo momento, non lo siamo, questo non significa che comunque vigiliamo, io puntualmente chiedo a che punto siamo. Bene, adesso probabilmente lo farei anche oggi su questo. Questa qua di via Tognocchi, al solito vi ricordo, appena usciamo un attimo mando subito, per capire, ripeto, se è una cosa su cui possono intervenire subito o se dipende dall'esplosione, allora sono tempo un po' più lunghi. Confermo, il sindaco appena finisce la trasmissione si segna tutto, lo fa davanti ai nostri occhi. Allora andiamo avanti. Buongiorno, in una città calda come Catania bisognerebbe piantumare alberi in tutte le strade, otterremmo ombra e abbelliremmo le strade. Basta poco perché tutto è immobile? Domanda. No, non è giusto dire che è tutto immobile perché abbiamo piantumato centinaia e centinaia di alberi. Il fatto è che la legge ci obbliga a piantumare alberi piccolissimi, quindi più delle volte quando sono interventi di riforestazione noi possiamo piantumare solo alberi molto piccoli. Al boschetto della Playa sembrano quasi ridicoli, sono quasi germogli, ma sono quelli che per legge possiamo piantumare, quindi gli effetti si vedranno molto più in là. Ma perché questa legge, scusi, non sarebbe bella come diceva? Confesso che non ho mai verificato, anche perché comunque per piantumare un albero grande dovresti già comprarlo grande, significa costi in più, significa che comunque non ci sono... Modifichi forse Esatto. Lo devi levare da qualche altra parte l'albero grande, che sia un vivaio o altrove, comunque lo devi levare da qualche altra parte. Quindi non riuscirebbe a risolvere il problema. Spesso noto che qualcuno mi scrive facendo accostamenti con molte città del nord Europa in cui questo accade, ma è chiaro che sono delle condizioni climatiche diverse, ma ripeto, nonostante questo però tantissimi alberi in più abbiamo piantato e altri sono in fase di piantumazione. Anche però. Sì. La manutenzione, come si dice? Allora, per quanto riguarda l'irrigazione, tutti i nuovi interventi prevedono già l'irrigazione. Per quanto riguarda l'ulteriore fase di manutenzione, su questo ho sempre detto
che ammettiamo di essere deboli perché molti servizi non ha le risorse di personale adatto, direttore, è il solito discorso. Noi abbiamo una macchina estremamente lenta, arrugginita, ingolfata, sto provando a spingerla al massimo, ma non con tutta la forza che possiamo mettere. Non è detto, non ce la facciamo materialmente a superare quella velocità. Ingolfata? Perché? Perché per tanti anni, non parliamo del passato, perché multiservizi e tante altre società erano uno stipendificio, servivano alla politica per assumere tutta una serie di soggetti che poi restituivano il favore con le operazioni elettorali di cui siamo ben consapevoli, ma assumevano tutta quanta una serie di soggetti per servizi che erano assolutamente insignificanti, quindi la custodia. Perché abbiamo una quantità di custodi, ma che non possiamo noi dirigere alla manutenzione verde perché non hanno le competenze. E poi arrivano i sindacati se tu provi a farlo. E poi c'è quello lì che si finge malato. Insomma, è una lotta continua che noi stiamo facendo e in cui molti errori dipendono dalle gestioni passate, quando peraltro molti servizi poteva contare su un contratto che gli consentiva di avere più di 15 milioni l'anno, ora noi possiamo dare 7 milioni l'anno. Infatti facciamoci i conti, non possiamo certamente intervenire come vorremmo laddove dovremmo. Questa la registriamo, Sindaco, questa sua dichiarazione sulle amministrazioni passate. Ma ce non la ho cura teniamo? Ma direttore, credo che un dato su cui tutti possono convenire è che io sono una persona adamantina, estremamente leale, dico le cose come stanno, anche quando non mi convengono. Questa mattina sono stato intervistato, che voto si dà? Ho detto un voto insufficiente perché non sto andando con la stessa velocità che avrei desiderato e quindi con la stessa onestà intellettuale io dico che la gran parte dei problemi di Catania dipendono dalla politica, per come è stata gestita nel passato. Indipendentemente dal colore dell'amministrazione? Indipendentemente dal colore dell'amministrazione. Ci sono stati alcuni sindaci che hanno dato di più, altri invece che si sono un pochettino adagiati, ecco, diciamo così. Ma soprattutto nell'ambito del parastato, in questo caso della para-amministrazione, sì, come le partecipate. Noi paghiamo errori che sono stati compiuti perché negli anni passati, parliamo soprattutto di Prima Repubblica, quindi anni remoti, diventavano serbatoi elettorali queste aziende. Beh, come dire, ha detto delle cose importanti, non è che non le dica, in generale dice sempre, ma questo è molto importante. Chiediamo al Sindaco Trantino se in seguito alla diffida ai concessionari, io ho un po' di riflessi di luce, scusate, alla diffida dei concessionari dei lidi balneari di San Giovanni Licuti, si procederà ai lavori in danno degli stessi. Allora, per quanto riguarda uno dei due lidi è stato già liberato da tutto il legname. Ecco. Rimane l'altro per il quale ho firmato oggi l'ingiunzione di pulizia, eventualmente dicendo che faremo noi gli interventi in danno, ma è chiaro che noi faremo di tutto perché li eseguano loro, perché poi avremo difficoltà a eseguirli noi, per quello che dicevamo prima. Ecco qua, detto e fatto. Vediamo dopo. Buongiorno signor Sindaco. Sarebbe bene controllare anche gli operatori ecologici che raccolgono la spazzatura in modo indifferenziato. Che vuol dire questo? Cioè... Posso solo rispondere, sono assolutamente d'accordo. Nel senso che parrebbe che vi siano alcuni operatori che nei giorni di conferimento differenziato poi alla fine ammassino tutto e lo mettano nel gasolone. C'è da dire che in alcuni casi lo fanno sbagliando, in altri casi è il problema di sempre, cioè a dire quando tu devi conferire carta ma fuori dal condominio trovi altro genere di rifiuti, noi magari alcune volte mettiamo il non conforme e non lo prendiamo, ma cosa succede? Lasciamo il rifiuto in mezzo alla strada soprattutto col caldo estivo e questo chiaramente determina molti problemi che pagano non gli incivili che l'hanno lasciato lì, ma coloro i quali vi abitano, i vicini, e quindi siamo in qualche modo costretti. Ecco perché noi paghiamo un sacco di indifferenziata, perché è il metodo non di raccolta, ma di conferimento indiscriminato da parte di alcuni cittadini che ci costringe ad andare in discarica con l'indifferenziato. Quindi questi raccolgono l'indifferenziata per amore di Catania, diciamo, per dire va, cioè almeno la togliamo. In parte anche sì, laddove invece vi sono degli errori perché è stato regolarmente compiuto il conferimento dividendo le frazioni organiche dall'inorganico e passa un gasolone che deve raccogliere solo la carta ma raccoglie anche l'umido, no, quello è grave. Ok, allora andiamo avanti. Sindaco, ma
per le voragini sulle strade cosa pensate di fare? Quanti copertoni dobbiamo ancora spaccare? Grazie. L'ho detto l'altra volta, lo ripeterò sempre perché è un tema molto delicato e lo capisco anche il fastidio dei cittadini, visto che poi ci sono dei danni alle autovetture non indifferenti. Noi abbiamo chiesto alla Regione Siciliana, stiamo aderendo a un bando con cui speriamo di ottenere 15, forse anche 20 milioni di euro solo per la manutenzione stradale. Il problema è che questo bando, che scadeva il 4 aprile, è stato prorogato e quindi arriverà adesso, mi pare, a metà maggio, scade a metà maggio, dopodiché eventualmente deve essere dato l'assenso alle iniziative che noi abbiamo chiesto di finanziare, si farà il progetto, ma quello non ci vorrà tanto e bisogna fare le gare. Ecco perché ho dato come orizzonte temporale, spero che non sia ottimistico perché comunque è un orizzonte che non conforta, quello di fine anno. Fine anno. Mi hanno detto dalla regia che siamo arrivati alla conclusione, me lo confermate? Sì? Sì. Allora, grazie per essere stato con noi, Sindaco, spero di rivederla mercoledì prossimo. Dovrei esserci, ancora non so se devo andare a Roma, ma dovrei esserci. Benissimo, noi ce lo auguriamo, grazie a tutti voi per essere stati con noi, la programmazione di Telecolor continua, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.